Falcade, è finita nel peggiore dei modi la storia di Tommaso Munari quando verso mezzogiorno è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo dell'uomo ormai senza vita. Sin da subito, dal cellulare che suonava senza che nessuno rispondesse, si era temuto il peggio. L'uomo aveva lasciato il campeggio Eden, dove era in vacanza con la moglie e i 2 figli, nel primo pomeriggio di ieri. Verso le 20 erano scattate le ricerche, cui hanno preso parte una settantina di persone tra il soccorso alpino di Valbiois, Agordo, Alleghe, Valpettorina, guardie di finanza di Cortina, Auronzo, Passorolle, vigili del fuoco, carabinieri forestali e numerose unità cinofile, con il supporto dell'elicottero della sezione aerea di Bolzano della Guardia di Finanza, con cui si è cercato dall'alto, così come con i droni dei vigili del fuoco. Sì, purtroppo abbiamo trovato il corpo dell'escursionista dentro nella valle del Focobon, più o meno 400 metri distante dalla strada che porta verso appunto la casera Focobon, e probabilmente un malore. Sono state delle ricerche abbastanza complesse perché inizialmente il telefono suonava, ma dopo con l'IMSI catcher non si riusciva più a trovare, e abbiamo fatto tutta una serie di manovre. Poi abbiamo trovato con le squadre a piedi fatte da soccorso alpino e carabinieri forestali che ha ritrovato il corpo. A ritrovare verso le 11:20 il corpo del 46enne ferrarese è stata una squadra che stava perlustrando l'area assegnatale dal centro mobile di coordinamento. Come detto dal coordinatore dei soccorsi, all'origine del decesso c'è stato quasi sicuramente un malore.